Rovigo si prepara alle prossime elezioni amministrative con una campagna elettorale che non si è risparmiata su alcun tema, una tornata che ha segnato il ritorno del centro-sinistra unito con il nome di Edoardo Gaffeo, 51enne professore di economia politica. Il programma punta a mettere il sociale in primo piano con i servizi alla persona. Potenziare quanto più possibile il tema della domiciliarità e il potenziamento in generale dei servizi alla persona che in questo comune sono stati pesantemente depotenziati nel corso degli ultimi anni. Il nostro sforzo è orientato a riguadagnare un ruolo alla partecipazione da parte delle associazioni, da parte dei gruppi organizzati di cittadini, in un dialogo continuo con la pubblica amministrazione che non deve essere vista come un interlocutore lontano, ma come un interlocutore che sia effettivamente in grado di attivare progettualità comuni e soprattutto innovazione, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista tecnologico. Per il dopo Bergamin, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Civiche di centrodestra hanno invece scelto Monica Gambardella, responsabile della protezione civile del Polesine. Sicurezza, qualità e lavoro, i temi al centro del programma. La sicurezza è trasversale perché riguarda tantissimi ambiti della nostra vita. C'è la sicurezza stradale, la sicurezza ambientale, la sicurezza legata alla salute, la sicurezza di vivere nel nostro territorio sicuro dai rischi ambientali, dai rischi idrogeologici. E quindi diciamo una considerazione di base che bisogna fare, però con la qualità, con la riqualificazione di quello che abbiamo, con il riconoscimento delle nostre eccellenze, con una buona qualità del vivere e un benessere recuperato che sembra un po' perso. Quindi concludiamo col concetto di lavoro che è la base della dignità umana e che consente di vivere bene, di avere una casa. Il Movimento 5 Stelle Rodigino punta invece su Mattia Maniezzo, vigile del fuoco. I pentastellati erano riusciti a conquistare 2 seggi in Consiglio Comunale nel 2015, ora puntano invece alla poltrona di sindaco con una campagna elettorale che parte dall'ambiente. Bisogna proprio partire dall'idea di città, c'è da ricostruire tutto a Rovigo, a parte la viabilità e le strade che sappiamo che sono un problema ormai cronico della nostra comunità, ma dobbiamo ripensare l'ambiente perché abbiamo la seconda area peggiore in Italia dopo Torino, dobbiamo pensarla come un'infrastruttura della salute, dobbiamo ripensare i rifiuti, che abbiamo un sistema di rifiuti a dir poco arcaico, dobbiamo ripensare l'energia, considerate che il Comune di Rovigo non ha un piano energetico, dobbiamo soprattutto ripensare il lavoro perché la nostra provincia ha perso negli ultimi 10 anni circa 4.000 posti di lavoro, ma comunque analizzando i dati di Veneto Lavoro ci sono delle eccellenze, ci sono dei dati in controtendenza.